Ripresi a Rapallo i lavori per la posa delle tubature del nuovo depuratore in zona Ronco. L'amministrazione ha deciso l'utilizzo delle aree esterne, sarà realizzato un campo di paddle. La Regione ha chiesto lo stato di emergenza per la Valle Stura colpita dall'alluvione e iniziata la conta dei danni a Campo Ligure e Rossiglione. Uniti dalla stessa scintilla educativa, gemellaggio tra il villaggio e gli alunni dell'Istituto Morano di Caivano in provincia di Napoli, lezioni a San Salvatore e visite sul territorio. Cerimonia di consegna delle borse di studio Zavattaro, anche quest'anno in collaborazione con il Rotary, assegnati i premi a giovani per il loro impegno e la loro crescita. Il Comune di Lavagna ha presentato 3 progetti alla Regione: dragaggio della Foce dell'Entella, abbellimento del lungomare e pista ciclabile. Più sicura la scuola Terano Piaggio di Zoagli, possono iniziare i lavori di adeguamento antisismico. Il Comune ha trovato i 104.000 euro di cofinanziamento. La formazione professionale è di serie A, a dirlo la Regione in visita all'Accademia del Turismo di Lavagna, inaugurata una sala per le lezioni e laboratori che sarà anche aperta al territorio. Ricollocata nei nuovi spazi della Galleria Rizzi di Sestri Levante l'opera Ruggiero e Alcina, tela del XVII secolo di Giovanni Draghi, ispirata all'Orlando Furioso. Verso l'aggiudicazione la gara d'appalto della raccolta rifiuti a Chiavari, la commissione della città metropolitana di Genova, alla luce delle offerte pervenute, avrebbe indicato la società lombarda A2A. Di nuovo in piazza la protesta dei lavoratori della residenza Giannelli di Chiavari, da quasi 3 mesi senza stipendio, dalla proprietà silenzio assoluto. Siglato a Sestri Levante l'accordo tra Comune, Regione e Camera di Commercio per la valorizzazione del centro storico. Una sfera di luce, specchi tra le acque del mare, dalla quale guardare Portofino da una prospettiva nuova, è il progetto di promozione presentato dal Comune per la stagione invernale. Costruire le difese costiere in maniera flessibile, modificabile nel tempo, è l'idea suggerita nel corso del convegno organizzato dal Rotary a Rapallo ad un anno dalla mareggiata. E ad un anno dalla mareggiata i balneari a Lavagna chiedono interventi strutturali per la difesa della costa. Siamo già al lavoro, dice il sindaco, il rifacimento dei pennelli distrutti avverrà entro il 2019. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo partendo da Rapallo, hanno ripreso infatti i lavori di posa delle tubature del nuovo depuratore in zona Ronco. Intanto l'amministrazione ha deciso come verranno utilizzati gli spazi esterni alla nuova struttura in zona Ronco. Vediamo. Proprio in questi giorni è ripreso la posa del tubo di adduzione del depuratore a Ronco. In questi giorni verranno riaperti gli scavi in via Dante, quindi zona piazza 4 novembre, e proprio propedeuticamente a questo il mercato per i prossimi 3 giovedì/4 giovedì verrà spostato su via Gramsci proprio per permettere questi interventi. Dalla parte invece a levante della città verrà chiusa al traffico per una quindicina di giorni via Maggiocco proprio per permettere l'allaccio finale del depuratore. Questi sono lavori che interessano le condutture. A che punto siamo invece con la struttura vera e propria del depuratore? La struttura, diciamo che dal punto di vista della sua staticità è completata e le vasche sono già pronte. Ora si sta cominciando a tutto quello che è l'arredo, chiamiamolo arredo esterno, comunque la finitura esterna del depuratore, compreso la risistemazione del tetto del depuratore. Si sta valutando anche per gli impianti che andranno a corredo della struttura? Assolutamente sì, lì è stata fatta una valutazione importante da parte dell'amministrazione insieme al sindaco Bagnasco e al consigliere Vittorio Pellerano sulla tipologia di intervento da porre in atto sul tetto del depuratore. Lì era in origine un'area esclusivamente a verde, ma la valutazione è stata del fatto di dargli una valenza sportiva, un po' anche in ottica della nostra visione sulla città di Rapallo. Quindi fra le valutazioni che sono state fatte, la pista di atletica, ma le dimensioni purtroppo non lo permettevano, perché anche quello è un punto che sarebbe da andare a mettere mano dal punto di vista sportivo, o giochi di squadra che però non permettevano parcheggi così ampi e abbondanti. Quindi si è optato per uno sport che sta avendo grandissimo successo nelle zone limitrofe, che cioè il paddle, che è una sorta di tennis misto tennis squash, mi scuso magari con gli appassionati che non sia proprio la definizione corretta, però
uno sport che sta avendo molto successo. Oltre ai 2 campi ci sarà una zona coperta dove ci saranno lo spogliatoio uomo-donna, ci sarà un ufficio e una zona comune, oltre una piccola area dove poter fare riunioni fino a un centinaio di persone. Una settimana caratterizzata dall'ondata di maltempo che ha coinvolto tutto il territorio regionale, ma si è concentrata in particolare sulla Valle Stura. Sono quelli di Rossiglione e Campoligure i 2 comuni maggiormente colpiti, per i quali la regione chiederà lo stato di emergenza. Parleremo di questo, ma anche di educazione, perché si sta svolgendo proprio in questi giorni un gemellaggio tra alcuni ragazzi della scuola Morano di Caivano, in provincia di Napoli, che sono ospiti del villaggio del ragazzo. E parleremo della cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti più bravi da parte della Fondazione Mario Elina Zavattaro. Vediamo i servizi. La Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza, richiesta che la Protezione Civile Nazionale, per bocca del suo capo Angelo Borrelli, oggi nelle zone colpite dal maltempo si è detta pronta ad accogliere. Il giorno dopo l'alluvione che ha colpito la Valle Stura e il Basso Piemonte si contano i danni e si inizia la lunga fase del ripristino delle strutture colpite. Per quanto riguarda il territorio ligure, i comuni più interessati sono quelli di Rossiglione e Campoligure, dove nel corso del pomeriggio e della nottata sono caduti oltre 500 mm di pioggia. Un tratto della strada provinciale 456 del Turchino, nei pressi di Campoligure, è bloccata per il crollo dell'antica chiesetta e le strade che la collegano alle località più interne sono interessate da numerose frane e smottamenti. Se nel Basso Piemonte il maltempo ha provocato una vittima, un tassista travolto dalla piena nei pressi di Serravalle, sono decine invece nel territorio ligure le persone sfollate. L'ultima situazione critica durante questa notte è stata l'evacuazione di 3 persone da una casa inagibile a Campoligure. Altra situazione particolarmente critica è quella del condominio di Rossiglione investito da uno smottamento. Abbiamo alcune frane, 3 frane, di cui una in particolare si sta lavorando con i rocciatori al disgaggio dei massi in quota prima di far intervenire le scavatrici, gli altri invece sono in corso di ripristino. Io credo che nel corso delle prossime ore la viabilità, almeno sulle strade principali, statali e provinciali, sarà garantita ovunque. L'unica strada isolata completamente delle grandi strade è quella che va al Turchino, dove appunto c'è la frana di cui vi stavamo parlando. Al momento anche la linea ferroviaria resta interrotta. La Valle Stura viene raggiunta tramite bus sostitutivo, confermate alla stazione ferroviaria di Campoligure e ingresso autostrada Amazone. Nel corso del vertice con il capo della Protezione Civile, il presidente Toti ha confermato che i tecnici di Regione Liguria si recheranno nei comuni colpiti per procedere con un elenco delle azioni immediate da effettuare. Domani intanto le scuole Amazone saranno riaperte, resteranno ancora chiuse a Rossiglione e Campoligure. Lezione particolare per dei ragazzi che non sono del nostro territorio. Da dove vengono? Allora, vengono dalla provincia di Napoli, da Caivano, e sono dell'Istituto Morano di Caivano ed è un 4º anno del tecnico meccanico. Cosa ci fanno a San Salvatore di Cogorno, al villaggio del ragazzo? Allora, fanno un'esperienza di gemellaggio, tutto è nato a gennaio del 2019, quando la loro preside è venuta a Chiavari per fare una conferenza con i docenti della scuola organizzata nella diocesi, è venuta a visitare il villaggio del ragazzo, ha visitato la struttura, ha visitato i laboratori e è nata una scintilla didattica, una scintilla educativa, e abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi di Caivano per poterli appunto far partecipare, far fare delle lezioni all'interno dei nostri laboratori e per avere la possibilità di utilizzare le nostre attrezzature, i nostri macchinari. Come i ragazzi stanno vivendo questa esperienza? I ragazzi sono entusiasti di questa esperienza presso il villaggio del ragazzo e aspettavano con ansia appunto di partire, e in realtà all'inizio avevano qualche dubbio riguardo l'accoglienza che avrebbero ricevuto qui in loco, però ad oggi hanno manifestato la volontà di non tornare a casa, di rimanere qui perché sono andati benissimo. Come stanno andando questi giorni di lezione, in particolare nel Tiguglia? È una bellissima esperienza perché inoltre i ragazzi sono molto socievoli, sia con noi che il nostro professore che ci ha accompagnato in questa magnifica esperienza, sia a livello di laboratori, che veramente in questo istituto è molto attrezzato. Hai scelto tu di fare questa esperienza? Sei stato scelto perché hai voluto partecipare?
Sì, perché comunque io sono, personalmente sono un ragazzo che voglio e vorrei conoscere nuovi, tra virgolette, ambienti e nuove esperienze. E quindi la preside mi ha dato questa possibilità e subito l'ho colto. Con quale orgoglio siete arrivati a questo appuntamento? Beh, sicuramente è un appuntamento che ci riempie di orgoglio, anche perché, anche se può non sembrare, ma vi assicuro che arrivare alla fine dell'anno e riuscire a distribuire quello che distribuiamo nel nostro piccolo e dall'altra parte ad avere il riscontro che abbiamo dei ragazzi è una cosa che ci riempie di gioia, ma non solo riscontro in termini affettivi, ma di miglioramento del carattere, di formazione di questi ragazzi che ci seguono. Ha molto a cuore il valore dei giovani, specialmente dai più piccoli ai più grandi, accompagnandoli durante tutto il loro iter di scolastico, eccetera. Perché? Perché loro hanno il nostro futuro, il nostro programma del nostro essere, quindi il Rotary crede molto in questo e viene valorizzato tantissimo. Noi faremo delle azioni anche a livello non solo locale, ma anche in tutto il distretto per lavorare insieme con i giovani e farli rendere parte attiva. Come ti ha sostenuto nei tuoi studi in questi anni la Fondazione Mario e Linea Zavatar? In modi diversi, ma posso per esempio raccontare che comunque anche nella mia scelta di fare fisica, mi ricordo una volta che siamo stati in visita all'interferometro Virgo, che si trova a Cascina in provincia di Pisa, ed era stata una visita molto interessante ed era avvenuta proprio nel momento in cui dovevo scegliere che facoltà fare, l'estate dopo il diploma, e penso che sia stata comunque una delle esperienze che ha influito per la mia scelta poi di essere un fisico. Il percorso universitario è andato bene, ho ricevuto comunque l'aiuto e il sostentamento da parte anche degli amici della fondazione, e sia appunto, come diceva Nicola, dal punto di vista economico sia dal punto di vista emotivo anche. Sono sempre stati presenti, ma hanno sempre accolto, sono sempre stati gentili e tutto. La politica amministrativa. Nei telegiornali di mercoledì il Comune di Lavagna ha presentato alla Regione diversi progetti di riqualificazione del proprio territorio, in particolare il dragaggio della foce del fiume Entella, l'abbellimento del lungomare e un progetto per una pista ciclabile. A Zoagli invece partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza dell'edificio che ospita la scuola Teramo Piaggio. Vediamo. Pista ciclabile, abbellimento del lungomare, dragaggio del fiume Entella. Lavagna chiede consiglio alla Regione, ma soprattutto fondi. Si parte dal più importante in termini di sicurezza, il dragaggio di 300 metri cubi di sabbia alla foce dell'Entella per una spesa di 300.000 euro. Lo presenteremo congiuntamente in maniera ovvia con il Comune di Chiavari, e questo è un altro degli interventi immediati che vogliamo realizzare per cercare di mettere in sicurezza il fiume. La Giunta lavagnese propone anche l'idea di una pista ciclabile da 2 milioni di euro che passa dall'acquisto di un terreno di proprietà delle ferrovie. Una ciclabile che parte dalla stazione di Lavagna, quindi congiungendosi con la ciclabile che già esiste lungo della via dell'Ardesia, fino ad arrivare alla stazione di Caviborgo. Questo è il progetto principale, ci teniamo moltissimo, che possiamo già inserire nell'ambito della ciclabile tirrenica. Terzo progetto, l'allestimento di 5 aree per l'allenamento all'aria aperta, 3 sul lungomare, 2 sul lungo Entella. Il costo totale è di 50.000 euro. Sarà accompagnato da un prossimo incontro che avremo con degli istituti scolastici di Chiavari per cercare di intervenire cromaticamente sul muro divisorio con la ferrovia, sempre, per rendere più godibile, più apprezzabile un tratto stupendo come la nostra passeggiata a mare. La Regione, spiega l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone, aiuta i comuni affinché possano intercettare una fetta importante di quei 240 milioni di euro messi in campo per il 2020-2021. Proficuo dunque l'incontro di Lavagna, ma c'è una scadenza da rispettare. Ho visto alcune schede su cui l'amministrazione di Lavagna sta lavorando, alcune valutazioni, come dire, ancora work in progress. La data ultima per cui ogni comune mi dovrà presentare queste schede di valutazione è il 31 di ottobre, e ho detto evidentemente che c'è tutta la nostra disponibilità ad accompagnare l'ente prima della presentazione delle domande. Il comune è riuscito a trovare le risorse per cofinanziare il contributo
che il Ministero dell'Edilizia Scolastica ha destinato per l'adeguamento sismico della scuola. Un intervento che complessivamente ammonta a 1.200.000 euro ed ha l'obiettivo di portare a sicurezza 1 ciò che attualmente è nella scala dei valori che individuano la criticità di un istituto, quindi di un edificio, attorno alla 0,32. L'intervento verrà articolato con fasciamenti e con inserimenti di strutture in acciaio sui pilastri, in modo tale da poter garantire che l'edificio avrà a questo punto una garanzia, come prevede la legge, di valore 1. Questo finanziamento come l'avete trovato? Nel corso degli ultimi 5 anni ci siamo impegnati in un discorso di approntamento di progetto prima di fattibilità, poi preliminare, quindi il definitivo e da ultimo l'esecutivo, augurandoci che dietro l'angolo uscisse un bando. E questo bando è uscito nel 2018 e abbiamo partecipato con un esecutivo immediatamente cantierabile e siamo arrivati nei primi 10 e tra i comuni più piccoli, sotto i 5.000, mi ricordo addirittura terzi o quarti, su un bando che riguardava tutti i comuni, tutti gli enti pubblici della regione Liguria, quindi oltre 250 candidature. Quindi mancava solo la vostra parte di cofinanziamento, a quanto ammontava? Sì, l'ammontare che è stato stanziato dal comune di Zoaglie è pari a 104.000 euro. Sto lavorando con l'ingegnere, con il commissario straordinario e con il dirigente scolastico, la dottoressa Abamo, per approntare la soluzione migliore per fare nel minor tempo possibile i lavori, cercando di dare il minor disagio agli alunni, e quindi ci sono al vaglio un paio di soluzioni. Parliamo ancora di formazione, perché a Lavagna sono stati inaugurati nuovi laboratori e nuova aula per l'Accademia del Turismo, un'inaugurazione che è avvenuta alla presenza anche dei vertici regionali. E poi per quanto riguarda la cultura, nuova ricollocazione per l'opera Ruggiero e Alcina per la Fondazione Rizzi di Seste Levante. Vediamo i servizi. Per un turismo di qualità serve una formazione di spessore. La presenza delle istituzioni all'Accademia del Turismo di Lavagna è stata un segnale in questa direzione, ribadire che formarsi è importantissimo e che i fondi ci sono. Formare nuove professionalità per dare spessore e qualità alla nostra offerta turistica è alla base di tutto questo progetto, e soprattutto formare persone che poi trovino un lavoro era la base della nostra riforma della formazione professionale. Questi ragazzi, ha spiegato l'assessore Cavo, stanno seguendo corsi di formazione di serie A. Lo dicono gli investimenti sul settore, aggiunto, e lo dicono i numeri legati all'esito occupazionale, tanto che il prossimo Salone Orientamenti di Genova è stato dedicato al saper fare. Il saper fare è sempre più importante, lo dice il mercato, lo dicono i numeri, e quindi l'invito a tutti dopo questa visita è dal 12 al 14 novembre Salone Orientamenti, pensato per i giovani, per gli insegnanti, per i centri e soprattutto per le famiglie che poi devono accompagnare i giovani nelle scelte. Nella programmazione didattica dell'Accademia del Turismo, d'altra parte, sono state coinvolte aziende e associazioni, Confindustria, Ugal, Liguria Together, Portofino Cost, Leoni Consulting e il Comune di Lavagna. Perché abbiamo sottolineato stamattina come sia importante mettere insieme territorio, imprese, per dare un futuro concreto ai ragazzi e che possano vedere che davvero per loro c'è un futuro lavorativo e quindi un futuro di vita. La visita delle istituzioni è coincisa con l'inaugurazione di una nuova sala destinata a dimostrazioni, lezioni e laboratori, uno spazio che, nelle intenzioni dell'Accademia, vuole essere aperto al territorio. Utilizzeremo lo spazio per i nostri percorsi, ma poi ci piacerebbe che diventasse anche uno spazio che i produttori, gli chef, tutti coloro i quali vogliono fare dimostrazioni, show cooking e fare momenti di aggiornamento professionale sappiano di poter utilizzare. È stata messa a disposizione una parete intera al terzo piano della Galleria Rizzi per poter ammirare Ruggiero e Alcina. Il quadro è entrato a far parte del percorso museale della Fondazione a Seste Levante. Dipinta alla fine del XVII secolo da Giovanni Draghi e ispirata all'Orlando Furioso, la tela ha lasciato lo stretto corridoio dove si trovava, in una zona non accessibile ai visitatori, per trovare la giusta collocazione, per valorizzare le sue grandi dimensioni, quasi 2,5 metri per 3,40 metri. Abbiamo ritenuto opportuno riportarlo in una sala dove poterlo meglio indagare
e quindi riscoprire, perché da tempo non se ne parlava. Questo è uno dei tesori riscoperti per la Galleria Rizzi, ce ne sono altri da valorizzare. Sì, la Galleria Rizzi è un pozzo di opere d'arte, alcune sono state indagate, altre ancora no, tanto che quando abbiamo ristrutturato il piano terra, che ora è adibito a sale e convegni, abbiamo anche realizzato 2 ambienti dove potremo attingere ancora altri importanti capolavori da implementare il patrimonio della galleria. Cade in questo periodo l'anniversario anche della mareggiata, che ha interessato anche i locali, la parte bassa del palazzo che ospita la Fondazione Rizzi. Si può fare un bilancio, è stato recuperato tanto, il lavoro di chi era presente anche è stato tanto in questi mesi. Abbiamo riparato con l'aiuto dei nostri dipendenti, che sono molto attivi e responsabili, non solo per il recupero ma anche per studiare il grande patrimonio della galleria. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì, abbiamo parlato della gara d'appalto per quanto riguarda la gestione del servizio di raccolta rifiuti a Chiavari. Sarebbe stato individuato il soggetto che si è aggiudicato l'appalto, vedremo quale. A Chiavari poi la protesta ancora in piazza dei lavoratori della casa di riposo Gianelli, ormai da 3 mesi senza stipendio. E poi andremo a Sestri Levante per parlare dell'accordo siglato tra il Comune, la Regione e la Camera di Commercio per la valorizzazione del centro storico. Vediamo i servizi. Secondo queste indiscrezioni, perché noi non abbiamo visto assolutamente nulla, il gruppo che si è aggiudicato la gara ha offerto un ribasso di circa il 6%. Sono state 3 le realtà che hanno partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Chiavari, la Lombarda A2A, la Cooperativa Proteo del Cuneese e il consorzio composto da Ameo e Cooperativa Maris, attuale gestore del servizio. La gara d'appalto è stata gestita in toto dalla stazione appaltante della città metropolitana di Genova, con l'apertura delle buste relative all'offerta economica preceduta a settembre da quella dell'offerta tecnica. Si è completato il quadro che vedrebbe come realtà aggiudicataria dell'appalto la A2A per mano della sua controllata Aprica. Era una gara, essendo una cifra rilevante, diversi milioni di euro, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, per cui il 75% del punteggio veniva dato con l'offerta tecnica, vale a dire le migliorie rispetto al bando di gara che porteranno chi vincerà il servizio, e il 25% sulla base del ribasso del prezzo. Quale sarà adesso il percorso verso cui si andrà all'aggiudicazione finale? Dovrebbe passare 30-35 giorni in base al codice degli appalti per l'aggiudicazione definitiva, dopodiché partiranno tutte le trattative, conosceremo chi ha vinto la gara per stabilire i dettagli del servizio. Sicuramente sono curioso di sapere l'offerta tecnica in cosa consisterà, le migliorie rispetto a quanto avevamo proposto noi. C'è anche tutto il discorso occupazionale, l'attuale gestore non è stato riconfermato, ci saranno delle trattative comunque con i sindacati per portare avanti anche un passaggio del personale attualmente in servizio a Chiavari. Sicuramente, essendo un gruppo che viene da fuori zona, fuori Liguria, il gruppo A2A di Milano, penso che il personale in loco sia una risorsa da riallocare per questa ditta. Per quanto riguarda la parte di dipendenti comunali, che erano 16 che gestivano il centro storico, una parte di questi verranno riutilizzati per ulteriori servizi aggiuntivi come lavaggi straordinari e una parte invece verranno riallocati per potenziare il servizio giardinieri, il servizio del verde che è sotto organico, e per la gestione diretta della pulizia dei bagni pubblici della nostra città, che attualmente sono appaltati all'esterno. È scesa ancora una volta in piazza la protesta dei lavoratori della casa di riposo Gianelli di Chiavari, ormai da 3 mesi senza stipendio. Un presidio di lavoratrici ha effettuato un volantinaggio nella zona di piazza Cristoforo Colombo e nel corso della mattinata è arrivato a portare la solidarietà del comune e di tutta la cittadinanza anche il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. 2 le manifestazioni di interesse che il primo cittadino ha raccolto nell'ultimo periodo dopo l'avvio della fase di liquidazione della cooperativa Gianelli in rete che gestisce la struttura. Una arriva dalla Fondazione Morando che
che già gestisce la casa di riposo nell'area di Preli, la seconda dal gruppo COS già a Chiavari con la residenza protetta Anni Azzurri di San Pier di Canne. Nell'attesa che arrivino sviluppi da parte della curatela fallimentare, il sindaco ha ribadito che sull'area non saranno permessi assolutamente cambi di destinazione d'uso. 23 ad oggi gli anziani assistiti dalla struttura, una situazione di difficoltà, quella delle lavoratrici della casa di riposo, che interessa anche 6 dipendenti del vicino conservatorio. In conservatorio abbiamo la stessa situazione che si registra in casa Gianelli, cioè noi siamo 6 dipendenti che comunque garantiamo da 3 mesi l'assistenza alle nostre suore malate, che sono una decina quelle che ospitiamo, e garantiamo comunque con spirito di sacrificio tutto quello che c'è da fare. Non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza, siamo sempre presenti per qualsiasi cosa, però purtroppo ad oggi non vediamo ancora, come le colleghe dell'RSA, nessuna soluzione, perché poi la cooperativa quella è, quindi la situazione è veramente grave perché non abbiamo risposte. Come riuscite ad affrontare comunque questi 3 mesi senza stipendi? È veramente dura, cioè, c'è chi si fa prestare i soldi, c'è chi tira da una parte, insomma è veramente difficile comunque, perché anche venire a lavorare e mettere soltanto i soldi per la benzina richiede comunque sacrifici, perché li devi togliere da un'altra parte, alle famiglie che ai figli, comunque sono situazioni veramente delicate. Siamo il secondo comune in Liguria dopo Genova a firmare questa intesa e insieme alle associazioni di categoria abbiamo stabilito una serie di possibilità merceologiche per i nuovi insediamenti commerciali, finalizzati a che cosa? A preservare quelle che sono le caratteristiche commerciali, anche l'identità culturale del nostro territorio, quindi a renderlo sempre più appetibile un po' in tutti i mesi dell'anno. Ecco, nel concreto questa intesa che cosa va a cambiare? Diciamo, anche come vincoli, che cosa dà? Allora, l'intesa mette alcuni limiti per l'introduzione di nuove attività che possano essere attività che vanno a modificare quelle che sono le caratteristiche peculiari del centro storico, quindi ad esempio, solo per fare alcuni esempi, saranno vietati ingressi di compro-oro, di distributori automatici 24 ore, insomma di attività che davvero siano attività che portino problematiche o rispetto alla sicurezza o rispetto al fatto di non mantenere quelle che sono le caratteristiche identitarie e commerciali del nostro territorio. Nello stesso tempo stabilisce la creazione di un gruppo di lavoro composto da amministrazione pubblica, soprintendenza e categorie commerciali per andare a disciplinare le modalità di occupazione del suolo pubblico, anche questo finalizzato ad avere un maggior decoro, un maggior ordine e quindi a valorizzare quelle che sono le bellezze architettoniche. Incamerata l'intesa stamattina, adesso quindi il prossimo passo quale sarà? Il prossimo passo sarà che ogni tipo di nuova attività che vuole insediarsi nel centro storico, e in questa fase il turnover è abbastanza elevato, dovrà attraverso il SUAP, lo sportello unico delle imprese, avere l'autorizzazione rispetto alle caratteristiche merceologiche che propone. Come dicevo prima, alcune caratteristiche non saranno ammesse nel centro storico, e poi ci sarà invece a breve una riunione di questo gruppo di lavoro per esaminare l'assetto attuale del suolo pubblico e iniziare a dare alcune indicazioni rispetto alle tipologie di arredi per il suolo pubblico ammesse, che siano conformi all'aspetto architettonico del luogo, alle metrature, insomma per creare davvero un tutt'uno armonico che non vada a modificare quelle che sono le caratteristiche di bellezza del nostro Carugio e delle vie limitrofe. Si avvicina l'anniversario della mareggiata che il 29 ottobre del 2018 ha sconvolto e colpito le coste del nostro Tigullio. Parleremo di questo alla luce di 2 appuntamenti che si sono svolti: la presentazione da parte del Comune di Portofino del piano di promozione turistica invernale che vede coinvolti i commercianti con un progetto innovativo che sicuramente farà parlare di sé. E poi a Rapallo si è svolto un convegno organizzato dal Rotary proprio sulla mareggiata, dove sono stati anche suggeriti interventi per la messa in sicurezza del territorio. Vediamo. Una grande sfera luminosa di quasi 3 metri di diametro, incastonata nel cuore della baia di Portofino, da raggiungere con una passeggiata sull'acqua sospesa tra i 2 moli e dalla quale osservare il borgo, ridisegnato con giochi di luce e una prospettiva nuova, suggestiva e unica. Si chiamerà Mondo Terracqueo, è così che la Perla del Tigullio vuole richiamare visitatori e turisti durante la prossima stagione invernale. Un progetto artistico firmato da Marco Nereo Rotelli, già protagonista con i suoi giochi di luce in Italia e in tutto il mondo. Se tutto andrà bene
bene e se saranno recuperate le risorse necessarie per dare avvio al progetto, l'intenzione dell'amministrazione comunale è di partire l'8 dicembre in occasione dell'accensione dell'albero di Natale per proseguire poi fino a tutto dopo il Capodanno. Luce e sostenibilità ambientale saranno i fili conduttori di un progetto di valorizzazione del borgo da esportare poi in tutto il mondo. Un progetto molto importante da far vivere sul Tiguglio nei periodi invernali per attirare gente e nei periodi di massima stagione invece mandare questa sfera, che sarebbe un po' la conclusione del globo del Tiguglio di Portofino, che racchiude dentro i segreti bellissimi del nostro territorio, mandarlo nei periodi invece di alta stagione, mandarla nel mondo a fare pubblicità per il nostro territorio. Quello invernale è un periodo tradizionalmente di bassa stagione dal punto di vista turistico per il comprensorio. Portofino con questo progetto vuole provare a far vedere che può non essere così, chiamando alla collaborazione tutte le diverse realtà del territorio e mettendo al centro arte, cultura e ambiente. L'idea di sfruttare comunque il monte di Portofino e cercare di dare a questo monte una definizione, una pulizia, una messa in sicurezza dei sentieri, che l'ho trovato purtroppo in questo inverno scorso, che io purtroppo non andavo molto sul monte, l'ho dovuto frequentare anche per emergenza. Mi sono promesso di cercare di lavorare per migliorare questo parco, che è una risorsa enorme per tutto il Tiguglio. Abbiamo un'area marina dove si può andare anche a fare sport d'inverno, come che può essere la vela, può essere il windsurf, tante cose. Perciò c'è un'unione del territorio con i sindaci per cercare di far vivere, e la regione che fa da capofila, per far vivere il Tiguglio 12 mesi all'anno. Che il livello del mare si sia alzato è assodato, che le mareggiate continueranno ad esserci è altrettanto certo, così come è certo che eventi di portata distruttiva in Liguria ci siano sempre stati e abbiano generato la sua bellezza. Lo scenario, ad un anno dalla mareggiata del 2018, è quello delineato nel corso del convegno La sicurezza delle coste e dei porti alla luce dei cambiamenti climatici, organizzato a Rapallo dal Rotary Club Rapallo Tiguglio, che ha evidenziato come la grande urbanizzazione a cui la nostra costa è stata sottoposta non sia oggi più sostenibile. La mareggiata dell'anno scorso non è stata una mareggiata più intensa rispetto a quelle che sono nate in passato. Sono fenomeni che si sono già dati nel passato, ma complici cambiamenti climatici probabilmente, con elevata probabilità, si daranno in maniera più frequente. Quello che non è naturale è l'impatto di questi eventi sull'antropizzato. Il fatto di aver costruito tanto, e soprattutto negli anni 50-60, fa sì che questi eventi oggi abbiano un impatto così disastroso, così come abbiamo osservato negli ultimi anni. Dal punto di vista della percezione del rischio, molto è stato fatto, ma la guardia non va abbassata. Il sistema di allertamento è diventato negli anni più efficace, ma resta indispensabile la collaborazione delle istituzioni e della popolazione. È sicuramente cresciuta l'attenzione. Certo è che effettivamente l'attenzione delle persone, della popolazione è cresciuta sicuramente l'attenzione delle istituzioni e degli amministratori, proprio per lavorare tutti insieme verso una prevenzione e soprattutto un aumento della consapevolezza e un aumento della cultura del rischio. Stabilire come difendere la costa del Tiguglio è complesso. Secondo gli esperti, le nuove infrastrutture dovrebbero tenere conto della possibilità di eventi devastanti più frequenti, ma con direzione dei venti variabile rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi e magari modificabili nel tempo con interventi di adeguamento successivi. Indispensabile il gioco di squadra fra le istituzioni. L'evoluzione della linea di costa può anche avvenire su lunghezze molto ampie e quindi bisogna avere una visione ampia del Tiguglio con approfondimenti specifici per le diverse località. Chi deve fare la pianificazione è bene che si appoggi a chi gli strumenti tecnici e poi chi deve mettere in opera le azioni deve fare team con le altre istituzioni, in quanto il tema è complesso e soprattutto le responsabilità sono divise a livello, diciamo, amministrativo in posti diversi. E dell'anniversario della mareggiata ad un anno dall'evento che ha colpito il Tiguglio parleremo anche nel nostro approfondimento, focalizzandoci sulla città di Lavagna. I balneari chiedono interventi di messa in sicurezza del litorale e risponde l'amministrazione che assicura che questi interventi, il potenziamento in particolare dei pennelli, avverrà entro la fine del 2019. Vediamo dunque adesso i servizi del nostro approfondimento. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la settimana. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Comune di Lavagna fa un intervento da oltre 450.000 euro dove andiamo a ripristinare immediatamente, stiamo già facendo tutte le rilevazioni subacquee per vedere lo stato dell'arte dei singoli pennelli, tutta la ricostruzione dei pennelli che sono stati distrutti dalla mareggiata dello scorso ottobre. Questo è il primo tratto, lo realizziamo assolutamente entro l'anno e quindi mettiamo già in chiaro un primo aspetto del nostro intervento. Poi siamo assolutamente avanti per vedere che cosa prevedeva il piano di ripascimento di tutta la costa, abbiamo già presentato tutte le relative schede e questa è una seconda tranche di lavori che sicuramente cercheremo di realizzare entro il 2020 perché il progetto esecutivo è già molto sviluppato e quindi anche da questo punto di vista siamo in condizioni di poter renderci assolutamente operativi e anzi essere tra i primi che completano il percorso di salvaguardia della nostra costa. E per la questione fondi bisogna chiederli alla Regione? Allora i 450.000 euro sono già assegnati, sono già attribuiti. Nel 2020 invece, che è la seconda tranche, il lotto di cui parlavo in precedenza, anche questi sono a fronte di progetto esecutivo sempre da parte della Regione nello stanziamento che è stato attribuito in via straordinaria per gli interventi straordinari sempre sulle opere a mare. Diciamo che noi i danni li abbiamo riparati, ma siamo al punto di partenza nel senso che non abbiamo difese dalla costa. Viviamo sempre col fiato sospeso perché abbiamo paura che possa accadere quello che è successo l'anno scorso. Lavagna un anno dopo si presenta così. A quasi 12 mesi dalla mareggiata storica del 2018 sono stati riparati i danni, ma i balneari chiedono interventi strutturali. 1.700.000 euro a tanto ammontavano un anno fa circa i danni che le strutture pubbliche e private subirono a causa della mareggiata. Ci siamo messi tutti di buona lena e i danni sono stati riparati a nostre spese per ora. Sono state fatte le domande in Camera di Commercio per recuperare qualcosa, il processo è in itinere e quindi dovrebbe arrivare qualcosa. Ora però, dicono i titolari degli stabilimenti, servono lavori per far sì che le difese della costa vengano ripristinate e in alcuni casi realizzate ex novo. Abbiamo i pennelli completamente da ricostruire, danneggiati ancora dalla vecchia mareggiata e abbiamo l'esigenza di fare ripascimenti seri con metri cubi elevati, perché come la stanno facendo adesso i ripascimenti non servono a nulla. Il pennello che è qui alla sua destra è praticamente inesistente. Sì, è praticamente inesistente, viene eroso continuamente, c'è esigenza appunto di raddoppiare la lunghezza dei pennelli e l'esigenza di costruire delle dighe soffolte che possano trattenere il materiale del ripascimento. La proposta è quella di riprendere in mano il progetto La Barbera, avviato alcuni anni fa per la difesa della costa. Era stato solo attuato parzialmente e quindi c'è l'esigenza di completarlo definitivamente con la costruzione di queste dighe soffolte.